Sì, devo dire che questa sera ragazzi, al di là che siamo venuti 8 contati purtroppo perché all'ultimo ci hanno dato forfait due giocatori importantissimi che a questo gioco sanno dire la loro, abbiamo fatto un'ottima gara, l'abbiamo impostata bene, abbiamo concesso sì forse qualche tiro al primo tempo, nei primi minuti, ma siamo stati bene in guardia a guardare le loro incursioni che sono state penso 2/3, ma De Bernardo nei pali purtroppo sappiamo che fa il suo. La Pisana ha fatto una grande partita questa sera, questa è la cosa più importante. Guarda, parliamo di una squadra che sono da anni che giocano insieme e io ammiro il mio amico Cencetti che è stato capace di mettere su una squadra quadrata. Eh, Si vede perché comunque anche se in questo momento noi siamo primi e loro secondi, ma hanno fatto un percorso ottimo sia l'anno scorso che quest'anno, quindi andiamo a incontrare una squadra che è abbastanza quadrata in questo gioco, sono giocatori che si conoscono a memoria. Io spero che sarà una grande partita e spero che vinca lo spettacolo di questo sport che è bellissimo. E poi ci giochiamo questo primato con la Goldbet, ma sono felicissimo di farlo con Andrea Cincetti.